Cari amici di Sicilia Magazine, ci troviamo a Caltagirone, la città della ceramica, perché si accendono le luci del Natale con l'edizione 2024 di Illumina. Fra le vie del centro tanti eventi, spettacoli e musica, anche i musei, e non possono mancare gli iconici presepi che faranno vivere il periodo più suggestivo dell'anno a tutti i visitatori. Ormai il Lumina Natale a Caltagirone è diventato indubbiamente uno degli appuntamenti più importanti non solo a livello regionale ma a livello nazionale. Caltagirone, città presepe per la sua conformazione ma anche appunto per la sua storia presepiale, indubbiamente a Natale si accende in maniera particolare. Tante manifestazioni che vanno dall'enogastronomia alla musica a animazione per bambini, ma è chiaro che l'attore principale del Natale a Caltagirone, di Lumina Natale a Caltagirone, è il presepe. E devo dire un'offerta presepiale che si è anche molto arricchita quest'anno grazie anche a un percorso dei presepi con una card che si possono appunto visitare 17 presepi dislocati nel centro storico. Quindi questo percorso ha una doppia funzione, sia vedere presepi tra l'altro di vario genere, ma allo stesso tempo grazie a questa mappa riuscire a visitare dei luoghi del centro storico, dei carruggi, dei monumenti che in qualche modo appunto si vanno a ritrovare durante il percorso. Quindi invito quanti ci stanno appunto seguendo a visitare i nostri presepi, a visitare appunto Caltagirone. Padre Francesco, possiamo definirlo un presepe particolare perché non racconta solo del Natale ma della vita della Madonna e non solo. Sì, possiamo definirlo un presepe unico perché racconta non solo la scena della natività di Gesù, ma dall'annunciazione fino all'assunzione, e poi uno squarcio su Caltagirone e la devozione mariana qui a Caltagirone, ecco, racconta la vita di Maria, ecco, proprio come la Vergine di Nazareth ha contribuito al piano della salvezza di Dio. Quindi questo presepe diventa un'occasione veramente unica per anche meditare non solo sul mistero dell'incarnazione ma anche su tutto il mistero della salvezza. Il MUCIP, il Museo Civico Pinacoteca Luigi Sturzo, offre tutta una serie di iniziative che ampliano l'offerta turistica e culturale nella città di Caltagirone e nel sito UNESCO Città Tardo-Barocche Val di Noto. E questa sala in maniera emblematica rappresenta un po' tutta quella che è la storia della grandezza della identità siciliana, e quindi attraverso rappresentazioni dei grandi di Sicilia, ma principalmente della grande storia della città di Caltagirone, città patrimonio mondiale dell'umanità. È un'occasione per entrare da parte dei turisti e fare l'esperienza del calore e del colore della identità siciliana e quindi dell'essere siciliani in questa parte della Sicilia. Siamo con la signora Francesca, abbiamo dei dolci tipici siciliani per Natale, la collorella. Allora, intanto sembrano buonissimi, ma ci vuole spiegare come si fanno e qual è anche il dialetto siciliano con il quale si chiamano? Praticamente la collorella non è altro che in dialetto siciliano qui a Caltagirone agoddoredda, quindi è un dolce tipico nostro proprio calatino di Caltagirone. Quindi ci sono vari modi come fare la collorella. Si può fare con la mandorla, che è quella che stiamo facendo, poi si può fare con il vino cotto e con il miele. Si parte dalla sfoglia perché appunto c'è un impasto che si fa con lo strutto, la farina, l'acqua quella che prende, la vanillina e lo zucchero. Invece l'interno, che in questo caso è la mandorla, si fa con mandorla, zucchero, uova, vanillina e basta. Però ci sono altre varianti, vero? Altre varianti, sì, che abbiamo detto, che è con il vino cotto e con il miele, però quella antica è con il vino cotto. Sindaco, una edizione di Illumina con tante sorprese, tante novità, insomma, Caltagirone accende il suo Natale. Sì, Caltagirone, città patrimonio dell'umanità, vi attende per visitare e apprezzare le straordinarie e inestimabili bellezze storiche, architettoniche e culturali che da sempre la contraddistinguono. Ma vi accoglierà con tanti presepi, con tanti ceramisti, con tante iniziative. Una città che si approccia con modestia ma con tanto orgoglio a un Natale che vuole essere un'occasione per ribadire il senso dell'amicizia, l'accoglienza e la volontà e l'auspicio di costruire una società migliore ispirata alla pace.